Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Iniziamo con il video. Inizia la conferenza stampa. Mi aspettavo una partita equilibrata. Il Napoli è una squadra che non concede molte occasioni ed è molto veloce. Abbiamo perso palla su un passaggio diagonale e loro sono ripartiti in contropiede con azioni aperte. Hanno ripartito in contropiede anche nel secondo tempo. Sono partite come queste quelle in cui bisogna saper ribaltare il risultato, e il Napoli lo ha fatto molto bene. Dobbiamo continuare a concentrarci sulle squadre che ci inseguono? Abbiamo ancora bisogno di vittorie, dobbiamo guardare più indietro. Dobbiamo ricordare che ci restano 7 partite e dobbiamo ottenere i punti necessari per qualificarci alla Champions League. Alla squadra è mancato il coraggio? Si potevano fare i cambi un po' prima? Se avessi una sfera di cristallo. Füllkrug e Nkunku hanno giocato bene. Leao ha fatto solo 2 allenamenti a metà partita. I giocatori non sono macchine. Purtroppo Rafa ha avuto diversi infortuni quest'anno. Ora dobbiamo lavorare sodo perché sabato abbiamo una partita importante contro una squadra difficile. Dopo restano ancora 6 partite e dobbiamo rimanere calmi. Il Milan era soddisfatto del pareggio? C'è stato un cross deviato in parte e Politano ha segnato. Il Napoli ha saputo sfruttare l'occasione. Avremmo potuto essere più precisi negli ultimi metri. Quanto è difficile raggiungere l'Inter? Oggi abbiamo conquistato 3 punti cruciali per la Champions League, questione che sta diventando secondaria. Se l'obiettivo di top team come Juve e Milan è qualificarsi per la Champions League, non capisco perché il Napoli pensi di avere diritto a tutto. Qui abbiamo vinto il nostro secondo trofeo. Ora dobbiamo fare del nostro meglio per assicurarci un posto in Champions League e finire il campionato nella migliore posizione possibile. Stiamo onorando la storia, dobbiamo dare tutto fino alla fine. Se mi chiedete chi è davanti, l'Inter è meritatamente al primo posto. È improbabile che perdano altri punti, vista la loro media. Non possiamo permetterci errori e dobbiamo concentrarci sull'accumulare più punti possibile. Dobbiamo qualificarci per la Champions League per il prestigio e per i soldi che porta. Oggi c'era tanta energia, i tifosi hanno capito le difficoltà, ce l'hanno dimostrato più di una volta. Dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che mancano ancora 7 partite e che dobbiamo dare il massimo. La nazionale è un fastidio o un'attrazione? Non dimentichiamo che l'anno scorso, negli ultimi 3 mesi, si vociferava di una mia partenza da Napoli per la Juve, giusto? La stampa dovrebbe scrivere: è vero che il mio nome è in quella lista. Se fossi il presidente della federazione, mi prenderei in considerazione, insieme ad altri, per molte ragioni, incluso Conte. Sono stato in nazionale e conosco l'ambiente. Mi lusinga perché è una cosa bellissima rappresentare il proprio paese. Sapete benissimo che ho ancora un anno di contratto e che a fine anno incontrerò il presidente. Mi dispiace che, se ci fossimo qualificati per il mondiale, magari ai rigori, la gente avrebbe detto che era un grande risultato e un grande calcio. Purtroppo i risultati contano, ma dopo 3 mondiali bisogna fare qualcosa di serio. Quando ero allenatore se ne parlava molto, ma ho trovato poco aiuto, anche dalle squadre. Ora è tutto un disastro, ma anche nei disastri c'è qualcosa che si può salvare. Dobbiamo capire che se le cose non funzionano, non funzioneranno comunque. Di voi. Qualificati o no? Se ci fossimo qualificati, ci sarebbe stato un senso di trionfo per tutti. Ma non è così. Abbiamo giocato ad alto livello e bisogna fare qualcosa. Ci teniamo tutti alla nazionale e bisogna fare qualcosa. Alisson e gli altri giovani sono un ponte verso il futuro? Non è stato facile integrare 9 giocatori, che siamo stati costretti a ingaggiare a causa di una rosa molto limitata. Molti di questi 9 hanno avuto difficoltà e lo abbiamo percepito. Poi, a gennaio, abbiamo lasciato andare 3 giocatori per prendere Alisson e Giovane. Chiunque arrivi qui deve essere motivato ed entusiasta. Chiunque arrivi deve lavorare sodo ed essere entusiasta, che giochi o meno. Altrimenti, appena arrivi, te ne vai. L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan, decisa da un suo gol. Di seguito le sue dichiarazioni. Cosa significano questi abbracci con Spinazzola e questi giorni?
Siamo amici da 15 anni e continuiamo a esserlo. Siamo cresciuti insieme e condividiamo qualcosa di importante. Vincere era importante e ora guardiamo avanti. Ci credete? Ero calmo, sapevo che avrei segnato. Qual è la vostra opinione, tifosi del Napoli? Mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli per sempre!